15° e ultimo turno del girone d'andata del campionato di promozione siciliana. Per il girone C un Pietro Gangemi ormai desertico che non fa più notizie. Il Torregrotta ospitava l'Academy San Filippo. In palio punti salvezza, infatti l'ultima forza del girone, la formazione torrese, dopo il ritiro dal campionato del Fiumefreddo, ospitava la penultima della classe, l'Academy San Filippo, a quota 7 punti. Avanti di appena 2 lunghezze, dirigeva l'incontro il signor Francesco Comito della sezione di Messina, sui assistenti Dario Testai e Cristina Lunelio della sezione di Catania. Completo rosso con inserti blu per il Torregrotta, maglia azzurra con pantaloncini scuri invece per l'Academy San Filippo. Reduci entrambi da 2 sconfitte le 2 formazioni. La formazione torrese ha dovuto capitolare al Despar Stadium contro il Gescal per 2-0. Sconfitta per la formazione di mister Nastasi tra le mura amiche per 1-4 contro l'Aci Sant'Antonio. Possiamo partire dopo un cenno di intesa del direttore di gara con la prima offensiva del Torregrotta. Il suggerimento in profondità di Sitti Neri, pesca il taglio profondo di Sgro, si lascia però ipnotizzare da Soldino. Reazione dell'Academy San Filippo al 7° di gioco col pallone all'indirizzo di Impalà che non riesce a stoppare. In area la palla termina comodamente tra le braccia di Rotella, cambia il parziale all'11° al Pietro Gangemi col pallone di La Spada in area, ribattuto dalla retroguardia locale, si avventa sulla sfera però Lanza col destro che gonfia la rete alle spalle di Rotella. Con questo radente secco e potente ha portato in vantaggio l'Academy San Filippo dopo 11 di gioco. Profondo rosso ora per il Torregrotta che però non si scompone, al 14° può reclamare per questo gol annullato a Brigondi per dubbia posizione di offside su Isgro. Sul tentativo però di Sitti Neri sembra essere tenuto in gioco da Arizzi, il numero 7 della formazione locale. Al 19° ci riprova in avanti l'Academy San Filippo con questo tentativo di Dushkai. Comodamente però viene contrato dalla retroguardia torrese. Minuto 28, ancora una buona trama offensiva del Torregrotta. Libera Sitti Neri a tu per tu con Soldino. Dà solo l'illusione del gol però il numero 11 della formazione locale che ora sta vivendo un buon momento della propria gara, quando al 33° è Mario Battaglia a subentrare in area, a lasciare andare il collo esterno del piede destro, non centrando però il bersaglio grosso. Al 34° un brivido sulla schiena di Rotella sul tentativo di Mandanici. Ancora più importante l'occasione al 39° con Dushkai che serve in profondità. Il numero 10 La Spada apre troppo il compasso, il suo tentativo risulta sballato. Minuto 41, prova a ridare verve alle proprie offensive la formazione torrese con Iannello che testa i riflessi di Soldino, abile a smanacciare in corner. Minuto 43, altro episodio dubbio, questa volta è Battaglia a mettere in profondità per Sitti Neri, metterebbe dentro per Brigandi che potrebbe gonfiare la rete a porta sguarnita. Ancora una volta però si alza la bandierina della prima assistente del direttore di gara, questa volta sembra Lanza tenere in gioco Sitti Neri. Si chiude il primo tempo ancora con un'offensiva del Torregrotta, questa volta però Sitti Neri si addormenta in area non riuscendo a capitalizzare. Il cross dalla sinistra del solito Isgro. Termina così il primo tempo, duplice fischio del direttore di gara. Comito, squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1, decide la rete all'11° di Lanza. Con questo risultato potrebbe allungare a +5 l'Academy San Filippo. Sarebbe una notizia piuttosto spiacevole per i ragazzi di mister Borelli che prova a correre i ripari gettando nella mischia Merlino. Per Ferlazzo si torna in campo nella ripresa con Isgro che prova a scuotere i suoi. Il suo tentativo però risulta ancora debole col destro. Minuto 51, raddoppio dell'Academy San Filippo con questo pallone scodellato in area, legge male la traiettoria Rotella, ne approfitta allora La Spada, il suo lob di testa gonfia la rete per la seconda volta per il raddoppio degli ospiti. Si fa durissima ora per il Torregrotta, sotto di 2 reti nel punteggio e con il morale a pezzi dovrà subire il contraccolpo psicologico la formazione di mister Borelli che ci prova in avanti con Roberto Brigandi. Contrato però il suo tentativo col destro al 56°. Ci prova più coi nervi che con i tatticismi. Ora il Torregrotta che si affida a questo tentativo dalla distanza di Casale al 61°. Riuscirà comunque ad accorciare le distanze su questa iniziativa di Sgro, atterrato in area, indica il dischetto il direttore di gara Comito. Sul punto di battuta si presenterà l'ex Gescal Robertino Brigandi all'occasione di siglare la sua prima marcatura in rosso-blu. Balla sinistra di Soldino, intuisce l'estremo difensore ospite ma non può nulla sul tentativo del numero 9 in maglia rossa. Torregrotta che però dall'altro lato sarà disastroso in transizione difensiva, infatti fa quello che vuole Mandanici, vince il corpo a corpo con Merlino, brucia in velocità di Stefano, gioco di gambe a tu per tu con Rotella e deposita nella porta ormai sguarnita, allunga ancora l'Academy San Filippo. È stato solo un fuoco di paglia quello del Torregrotta dopo la rete di Brigandi. Ora si deve guardare
da un passivo che potrebbe risultare ancora più pesante. In campo anche Ballarò al 72esimo e prende il posto di Mondo, segue all'81esimo Antonazzo che prenderà invece quello di Sittineri. E l'Academy San Filippo a gestire per ora il possesso della sfera, ancora con Dushkai, bella la sua volée col mancino che non c'entra però il bersaglio grosso. L'ultimo cambio all'84esimo vede la Spada prendere il posto di Alessandro, non avrà più le forze mentali però il Torregrotta per riagguantare questa partita. Triplice fischio il direttore gara, Comito nel silenzio assordante del Pietro Cangemi. Il Torregrotta ne ha persa un'altra per 1-3 contro l'Academy San Filippo, un'altra sconfitta che potrebbe risultare pesantissima per i ragazzi di Mister Borelli, che ora si dovranno guardare dentro e trovare le energie necessarie per cercare di risalire la china. Nel frattempo un saluto da Claudio Costanzo e da tutta la Wii Sport che come al solito vi rimanda al prossimo servizio.